In Corte Benedettina a Legnaro, Padova, quest'oggi si celebrano i 100 anni di Veneto Agricoltura, o meglio, si celebrano i 100 anni dell'attività istituzionale regionale a favore del settore primario. Eravamo partiti con l'Istituto di Ricostruzione e Rinascita Agraria per passare poi all'Agenzia Veneto Agricoltura di oggi, per cui 100 anni di storia dell'agricoltura veneta, celebrati attraverso una pubblicazione che oggi viene presentata e poi una tavola rotonda dove si discuterà proprio dei problemi, delle problematiche, delle tematiche di attualità dell'agricoltura veneta. Assessore Caner, 100 anni di storia istituzionale dell'agricoltura veneta, mi sembra un traguardo veramente molto importante. Sì, è importante oggi fare alcune riflessioni sulla memoria storica dell'agricoltura veneta, gestita attraverso vari enti fin dal 1920 per arrivare poi all'attuale, che io chiamo ancora Veneto Agricoltura. È importante perché significa capire quelli che sono i nostri usi, costumi, tradizioni, l'evolversi dell'agricoltura in Veneto, necessari anche per tramandarla ai nostri giovani che stanno ritornando sempre di più in agricoltura, e noi abbiamo il compito, anche grazie a questo ente, di continuare a fare ricerca, innovazione, perché l'agricoltura sta cambiando e il compito nostro è quello di accompagnare appunto i giovani e definire quella che è la nuova linea di sviluppo dell'agricoltura veneta. Quindi dalle difficoltà, dagli anni difficili del primo dopoguerra ai risultati straordinari dell'agricoltura veneta riconosciuti a livello mondiale. Sì, diciamo che sia a livello mondiale ma anche all'interno dei confini nazionali il Veneto e Veneto Agricoltura si sono distinti anche per portare avanti proprio sotto l'aspetto della ricerca, dell'innovazione tecnologica su vari settori, penso al tema del latte, della carne, ma non solo, alla viticoltura, a tutto il lavoro che si sta facendo adesso anche sulla cisgenetica per cercare di avere piante sempre più resistenti e evitare di utilizzare fitofarmaci in futuro, perché il tema è anche quello della sostenibilità, una sostenibilità che deve essere di tipo sicuramente ambientale, quindi rispetto del suolo, dell'aria, dell'acqua, ma anche una sostenibilità sociale ed economica, cioè garantire ai nostri agricoltori e viticoltori, allevatori il reddito giusto nel rispetto però dell'ambiente e del rapporto anche con le altre persone che vivono in Veneto e che magari si occupano di altro. Quindi questo è il nostro tema. Anni difficili quelli del dopoguerra, ma anche anni difficili quelli attuali con la pandemia, un 2020 che è stato l'anno horribilis, che però ci ha portato ad avere comunque 6 miliardi e 300 milioni di produzione lorda. Quindi significa che il Veneto è ancora da questo punto di vista una regione traino in Italia e sono convinto che dal 2022 ci sarà una grandissima rinascita non solo del settore agricolo ma dell'intera regione Veneto. Con un occhio alla sostenibilità ambientale e direi poi anche ai giovani. Sì, e sui giovani noi stiamo puntando molto, proprio in questi giorni stiamo dialogando anche a livello nazionale col Ministro dell'Agricoltura Patuanelli sulla predisposizione del piano strategico nazionale. Abbiamo chiesto un'attenzione particolare sia sul primo che sul secondo pilastro per quanto riguarda l'aiuto ai giovani che devono essere accompagnati. Penso anche all'agricoltura di montagna in particolare, se vogliamo che non ci sia lo spopolamento delle aree montane, dobbiamo fare in modo che i giovani rimangano in agricoltura, ma ripeto, devono avere il giusto reddito. Quindi la sostenibilità, ripeto, non è solo ambientale, ma è anche sociale ed economica, cioè garantire a chi lavora a contatto con la terra la giusta remunerazione, altrimenti non ci possiamo lamentare se poi i giovani scappano e vanno da altre parti. Professoressa Novello, una responsabilità non da poco quella di fare una pubblicazione, di scrivere una pubblicazione che celebra i 100 anni della storia istituzionale dell'agricoltura veneta. La ricostruzione della storia di Veneto Agricoltura è stato davvero molto interessante per me come studiosa, come ricercatrice. Conoscevo solo in parte la storia di quest'ente, quindi ricominciare dalle origini, dal momento difficile dell'immediato dopoguerra, per capire come un ente di questo tipo, di questa natura, potesse essere rilevato
rilevante proprio per lo sviluppo del settore primario è stato per me quasi una scoperta, insomma me l'aspettavo, ne ero quasi certa, però ripercorrere 100 anni dove ho visto questo ente crescere, cambiare, mutarsi, accogliere al suo interno altri enti e maturare sempre di più una coscienza di quanto fosse rilevante la sua attività per lo sviluppo e l'innovazione all'interno del settore primario è stato davvero molto interessante, molto particolare e utile per capire anche le difficoltà che nell'arco di questi 100 anni si sono dovute affrontare. E di questo secolo, a suo avviso, quali sono stati i momenti più importanti? È stato difficile, cioè è difficile dire un momento più importante di altri perché ognuno ha una sua peculiarità. L'immediato dopoguerra ovviamente era il momento della ricostruzione e della rinascita del primo dopoguerra, poi c'è stato un lungo ventennio fascista dove però l'ente ha collaborato con l'Opera Nazionale Combattenti ancora una volta per ridare forza e vitalità alla piccola azienda, alla piccola media azienda, poi un altro conflitto mondiale, un'altra ricostruzione, quindi sono tutti momenti topici, importanti, anche l'immediato momento del boom economico come noi lo definiamo che ha visto comunque anche il Veneto entrare in quello che era il mercato comune europeo, quindi in una dimensione che non era più locale ma diventava globale, fino ad oggi che ci ritroviamo se vogliamo in un altro momento ancora di rinascita e di rinnovamento e questa agenzia sicuramente sta svolgendo un ruolo fondamentale per questo perché bisogna seguire le aziende, almeno questo è quello che io da storica ho colto, insomma questa continua quotidiana assistenza per la crescita, per lo sviluppo, per l'innovazione credo sia fondamentale per un settore che è ancora oggi fondamentale anche per il nostro Paese. E da storica una proiezione di questa nostra agricoltura, lei come la vede? Io credo che sia importante che ci sia spazio per i giovani perché il ritorno della gioventù, dei ragazzi all'agricoltura è fondamentale. Io come insegnante che vedo insomma, molti studenti frequentare i miei corsi noto che c'è anche questo volere, questa volontà da parte loro, quindi è giusto aiutarli anche in questo processo. Ricostruzione, rinascita, passando per lo sviluppo agricolo e fino all'innovazione. È grande l'eredità di Veneto Agricoltura? Sì, questo ente è forte perché ha 100 anni di storia, è forte perché ha seguito con le varie aziende che l'hanno preceduto, ha seguito proprio l'evolversi della politica agraria italiana. Da quando dopo la Prima Guerra Mondiale le politiche erano di sviluppo, di non far perdere lavoro agli agricoltori, ad oggi dove ci troviamo davanti a degli agricoltori che hanno sempre più bisogno di specializzazione, che hanno bisogno e hanno capito che la compatibilità ambientale è la cosa principale ma che altrettanto devono fare reddito, quindi un'agricoltura completamente diversa da quella di 100 anni fa. Ma se Veneto Agricoltura riesce a dare queste risposte lo deve proprio perché ha seguito tutto questo percorso. Quindi i funzionari, i dirigenti di Veneto Agricoltura, quelli della Regione Veneto sono capaci di affrontare questa nuova sfida. E adesso l'agricoltura invece proiettata verso il futuro, Veneto Agricoltura come si pone di fronte a questo? Beh, innanzitutto Veneto Agricoltura si pone come service, come servizio da parte delle associazioni, cioè è il mondo agricolo che deve chiedere a Veneto Agricoltura le cose che ci sono da fare. Non ci poniamo noi come politiche agricole, deve essere le associazioni, la regione, le università che ci dicono esattamente quali sono i nuovi punti di sviluppo. Siamo in grado di seguire questa agricoltura, saremo in grado di seguire queste nuove sfide, è chiaro che la sfida principale, ma di quella che tutti conosciamo benissimo, è la garanzia del prodotto, la qualità del prodotto che è l'unico modo per competere con i mercati internazionali. Se i prodotti italiani vengono copiati in continuazione e ci rubano spesso il lavoro, l'unico modo per affrontare questa criticità è avere prodotti di garanzia e di qualità, migliorarsi internamente per poter proteggersi dai mercati.